il territorio, che attualmente è ULSS 17, aveva 4 pediatrie, Conselve, che poi si è fusa su Monselice, Montagnana, che si è fusa su Este, ed esattamente 12 anni fa, era l'ultimo weekend di giugno 2001, Este si è fusa su Monselice. Ora, questo certamente, anche se sofferto dalle singole, come dire, sedi che hanno perso un reparto di pediatria, certamente è stato efficiente ed efficace e ha permesso di migliorare nettamente la qualità dell'assistenza. Se parlo della nostra esperienza, certamente quelle che erano 4 piccole pediatrie che potevano fare una quotidianità diciamo di un certo livello, unendo le forze, insomma via via nel tempo la pediatria di Monselice è cresciuta grazie a competenze che sono state appunto messe assieme. La pediatria di Monselice penso sia una delle poche in Italia che accetta ad esempio i ricoveri fino ai 18 anni, quindi quella che è sempre stata considerata l'età orfana, così veniva definita l'adolescenza, perché era a mezza via fra la pediatria e come dire, la medicina generale, ma che comunque la pediatria ha sempre reclamato come potenziale presa in carico. Sì, poi diciamo che in effetti, se si pensa che la pediatria di famiglia segue fino ai 14 anni e molte pediatrie accettano fino ai 14, comunque non ha avuto un immediato riscontro. Comunque vi dico questo perché grazie a delle, come dire, interazioni favorevoli, i gruppi che si sono riuniti su Monselice avevano delle competenze, il dottor Callegaro, che ora è medico di medicina generale, ma in particolare nella nostra equipe la dottoressa Marchetti e la dottoressa Munegato, che peraltro è di Montegrotto, quindi hanno competenze in adolescentologia e hanno permesso di far crescere il reparto in questo senso. Quindi il fatto ripeto, di unire le forze ha permesso che ognuno che aveva per vocazione o anche per seconda specialità acquisito competenze specifiche, ha potuto, al di là del fatto di gestire la quotidianità, che vuol dire assistenza alla nascita, al neonato sano, al neonato patologico, ai più grandi ricoverati, ai day hospital, come dire, che certamente è una delle cose più gravose per le pediatrie, agli accessi di pronto soccorso, perché Monselice ha circa 6.500 di media visite anno via pronto soccorso, che è una funzione aggiuntiva con un unico medico che deve seguire i neonati, cioè almeno quando ce n'è uno di guardia, seguire i neonati, seguire il reparto ed essere comunque disponibile per questo accesso. Detto questo, l'ultima è quella ambulatoriale, laddove ognuno dei medici può offrire una competenza specialistica. E due cose di area neonatale. Uno per spiegare come è organizzato nel Veneto l'assistenza neonatale, nel senso che ci sono, quindi è già previsto proprio dalla Regione Veneto, che esistano dei centri di terzo livello di assistenza neonatale. E cosa identifica? Il fatto di avere una terapia intensiva neonatale con personale neonatologico dedicato, poi la dottoressa Giovanna Verlato, che fa parte della team di Padova, non so se vuole aggiungere altre note. E quindi c'è una dorsale veneta, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Mestre, e in aggiunta per tradizione, anche perché mancano posti nel Veneto per accogliere il neonato patologico, se non sbaglio mancano 24 rispetto allo standard, 24 posti letto. E questa comunque è la dorsale dell'assistenza con terapia intensiva neonatale, chiamiamolo terzo livello. I primi livelli sono i centri nascita, dove non c'è il pediatra 24 ore su 24, non c'è una patologia neonatale, c'è un reparto per i neonati problematici o potenzialmente problematici, e
c'è un pediatra presente di giorno e comunque insomma, per qualsiasi problematica acuta c'è l'anestesista presente. In mezzo, e sono la maggior parte delle pediatrie, come lo è Monselice, chiamiamoli centri di secondo livello, dove non c'è la terapia intensiva neonatale, ma c'è un pediatra presente 24 ore su 24 e c'è una patologia neonatale, quindi un reparto diciamo semi-intensivo dedicato al neonato problematico. Un'altra nota neonatale, giusto cosa è cambiato dopo un tot di tempo, insomma un paio di decenni, è che c'è stato un periodo in cui certamente l'allattamento artificiale era più frequente che l'allattamento materno. C'è stato attualmente la Regione, non vi cito tutti i passaggi, ma c'è una grande spinta, grazie all'UNICEF, sulla Regione che ha, come dire, intrapreso la strada il progetto si chiama Baby Friendly Hospital, tradotto insomma è ospedale amico del bambino, e questo spinge molto per il rooming 24 ore su 24, cioè avere il neonato appresso, accanto 24 ore su 24, perché i rooming che si facevano una volta a interruttore perché erano le 22 e quindi dalle 22 alle 6 di mattina no, tornava al nido, è un rooming come dire improprio. E quindi c'è, giusto per dirvi che c'è questo programma molto impegnativo che comporta che tutte le pediatrie del Veneto dovrebbero sintonizzarsi su rooming 24 ore su 24 che ha vari pregi dimostrati scientificamente, ma soprattutto potenzia l'allattamento materno. Per quanto riguarda il pronto soccorso, la rete, diciamo che la rete assistenziale pediatrica, analoga a quella dell'adulto, è data dal pediatra di famiglia e tutti gli ospedali di rete hanno ovviamente un pronto soccorso. L'organizzazione è diversa, ma diciamo di accesso, di organizzazione forse da ospedale a ospedale, ma in linea di massima tutti i bambini transitano al pronto soccorso, ma per questioni di età vengono appoggiati subito alla pediatria, che non ha il pronto soccorso, perché nel Veneto solo la pediatria di Padova ha un pronto soccorso strutturato, quindi si parla di pronto soccorso funzionale, cioè pediatrie che hanno la funzione di pronto soccorso in tutti gli ospedali del Veneto, a parte Padova che ha un suo pronto soccorso pediatrico strutturato. Quindi l'assistenza appunto, il 118 ovviamente è disponibile per tutta la popolazione e l'assistenza in loco viene fatta nelle strutture di pediatria.